Gentili ascoltatori, buongiorno, benvenuti a Verona. Siamo all'interno del padiglione 9 della Fiera Cavalli e sta per avere inizio la finale, la grande finale della Winners Cup, una gara del tutto particolare che è destinata a caratterizzare questa edizione 1989 della Fiera Cavalli e probabilmente anche a rimanere nella storia di questa manifestazione. In campo vedete un cavaliere ospite, si tratta di Michel Robert, bronzo a Seul, in testa in questo momento alla classifica del Renault Jump, ed è qui su Quintino, appunto come Quintino. Infatti è un Morello, se non sbaglio. Questa è Nerva, mi ha corretto Carlo Frattini, che è assistente del direttore di campo. E a Frattini chiediamo qualche notizia su questo percorso. È un tracciato particolare, così come è particolare la manifestazione, o si tratta di un tracciato abbastanza usuale? Diciamo che come tracciato è un tracciato abbastanza semplice, lineare, proprio perché è una manifestazione che è alla sua prima edizione. I cavalieri hanno pochi minuti per mettersi assieme a cavalli che il più delle volte non conoscono, e quindi non abbiamo voluto creare troppe difficoltà tecniche sul tracciato. È comunque un tracciato che rispetta le dimensioni e le altezze previste dal regolamento. Quali sono le altezze? Dunque, le altezze, noi partiamo con un passaggio di sentiero, cancello e barriere in bianco e verde, è 1,25 l'ingresso, 1,30 la barriera d'uscita per 1,40 di larghezza. Ecco, il numero 2 è un verticale di barriere di 1,30 m di altezza, il numero 3 una croce a Sant'Andrea di barriere gialle e verdi che è 1,30 al centro per 1,50 di larghezza, il numero 4 è una gabbia verticale di ingresso, Oxer a uscire, la luce interna è di 7,50 m, le misure sono 1,30 per il verticale, 1,30 per 1,50 per l'Oxer. Il numero 5 è un verticale di barriera a fronte 3 metri di 1,30 di larghezza, il numero 6 è un passaggio di sentiero rustico, sempre 1,30 le altezze, 1,50 la larghezza, 7 un verticale tavole e barriere di 1,30 m di larghezza, 8 è quello che sta affrontando, è un tamburato sormontato a 2 barriere, da un largo di barriere, sempre 1,30 a barriere pari la larghezza, 1,50 l'altezza, 1,50 la larghezza. Perfetto, grazie Frattini. E Michel Robert ha chiuso questo suo percorso di apripista. Abbiamo detto che qui in funzione di ospite, saltando il recinto che delimita il campo prova dal campo ostacolo. Io approfitto della presenza qui accanto a me di Paolo Manili, un collega espertissimo di concorsi ippici. Che ne pensi di questa strana manifestazione, che tra l'altro adesso dobbiamo spiegare insieme, magari, se sei d'accordo? Sì, dunque si tratta di una gara particolare, nel senso che questa prova che stiamo vedendo è la finale di un trofeo che si è svolto qui a Verona e che vedeva 3 gare nelle giornate precedenti. Qui in campo ci sono i finalisti, i quali, secondo la formula già adottata nei campionati del mondo, si scambiano praticamente i cavalli l'un l'altro, cioè vuol dire che ognuno dei 4 finalisti dovrà fare i percorsi con i cavalli anche degli altri. Una gara tutto sommato abbastanza nuova per i nostri campi ostacoli e decisamente molto spettacolare. Vedremo che cosa sapranno fare. In campo intanto in questo momento vedete Gianluca Palmizzi, è un cavaliere forlivese del 63, è già un nome abbastanza noto dalla nostra equitazione, sono già diversi anni che fa parte di squadre azzurre, prima Young Riders e poi Seniores. Nell'86 si è aggiudicato 2 prove in un Xio a Fontainebleau, nell'88 con Daera dell'Alba ha vinto il campionato italiano dei cavalli italiani di 5 anni. In questo momento è in campo con Sugar Candy, cioè il binomio che appunto ha superato nelle giornate precedenti quelle che potremmo definire le gare preliminari o eliminatorie in relazione a questa finale che si svolge invece oggi alla Fiera Cavalli. Gli altri cavalieri che si sono qualificati sono Duccio Bartalucci con il suo Lorenzo, Roberto Arioldi con Loro Piana la Gambridge e Stefano Carli con Maradona II. Palmizzi affronta la gabbia,
vedete un percorso decisamente ristretto come area, gli ostacoli sono molto ravvicinati, abbastanza ravvicinati fra di loro, questo per consentire quello che poi vedremo nel passaggio dal primo al secondo binomio a entrare in campo, perché come abbiamo detto ci sarà poi un'alternanza di cavalli e cavalieri che si svolgerà qui nel campo prova, che è più vicino a noi, e nel ring alle mie spalle, dove i cavalieri saranno costretti a rimanere fino alla fine della gara. Netto il percorso di Sugar Candy in 47 e 90. Duccio Bartalucci, cavaliere romano, anche se di adozione. In questi ultimi anni si è dedicato molto anche all'insegnamento. Lorenzo è forse il suo cavallo più affidabile in questo momento. Oltretutto qui all'interno, in una gara indoor, non c'è la riviera, che è un po' il suo ostacolo tabù, no Paolo? Sì, ci sono dei problemi per alcuni cavalli sull'acqua, come gli addetti ai lavori sanno, e qui in questo percorso particolare la riviera non è stata messa, anche se viene messa nei percorsi indoor in altre competizioni, per esempio nelle gare di Coppa del Mondo, dove in una finale addirittura c'era una doppia gabbia di cui la riviera era l'elemento centrale per aumentare le difficoltà. È sempre una difficoltà in più per il cavallo, il quale deve compiere un salto in estensione in pratica per superare lo specchio d'acqua. Stiamo assistendo al percorso di Bartalucci con Lorenzo, un soggetto tedesco molto potente. D'altra parte in realtà la curiosità riguarda più i percorsi successivi, perché in questo primo percorso i cavalieri montano i rispettivi cavalli e quindi tutto dovrebbe essere relativamente più semplice. Vedremo poi dopo, quando si ridovranno scambiare, che cosa sapranno fare. È entrato in campo Roberto Arioldi, campione italiano 1988. Diciamo che si potevano iscrivere a questa gara tutti i campioni italiani seniores più i migliori 15 cavalieri classificati sulla base di dei risultati ottenuti nei gran premi più importanti della stagione 88 all'aperto. Il campione italiano in carica è attualmente Filippo Moyerson. Arioldi nella gara finale del campionato a Cesano si è comportato molto bene, ma nelle 3 giornate precedenti invece aveva avuto dei problemi. Io vedo qui accanto Palmizzi, si è avvicinato Luca Palmizzi. Un commento su questo percorso e su questa manifestazione. Beh, io trovo che sia molto bella. Ma il tracciato è un tracciato difficile o un tracciato relativamente semplice? No, non è molto difficile, ma è È bello questo scambio? palio che è buona la posta in palio. E anche Arioldi ha finito con 0 penalità agli ostacoli e 49 il tempo. Molto bella questa manifestazione. Duccio Bartalucci qui accanto anche lui, che ne pensi? Ma è molto bella, penso, sia per il pubblico, perché è una formula spettacolare, e sia per gli addetti ai lavori, che conoscono pregi e difetti di ogni singolo cavallo, e quindi credo che si divertiranno moltissimo a vedere come ce la caveremo nei giri successivi con i cavalli degli altri. Condizioni del terreno? Buono, un concorso riuscitissimo. I cavalieri appena usciti dal campo, il colonnello Perrone ha richiamato Bartalucci a rimontare a cavallo, perché hanno pochissimi secondi per trovare il necessario feeling con la nuova cavalcatura e nello stesso tempo prepararsi per
il secondo percorso. Stefano Carli con il suo Maradona secondo, è il suo secondo cavallo, il primo resta ancora l'affezionatissimo Karajan. Mi sembra piuttosto veloce Paolo, vero? Sì, lui è un cavaliere sempre molto grintoso, cioè entra in campo per vincere, non entra mai per partecipare e basta. Ma volevo far notare, non so se si vede poi nelle telecamere di telespettatori, riescono a notare che c'è una striscia che suddivide in due zone diverse il campo ostacoli, e questo è per consentire ai cavalieri che si devono scambiare i cavalli di provarli brevemente prima di effettuare il percorso. Tra parentesi, non è facile, dico, ideare un tracciato e un percorso. Scusami Paolo, diciamo che anche Carli ha finito con 0 penalità e un tempo di 43 molto basso quindi rispetto agli altri. Molto bene, sì, infatti stavo dicendo appunto non è facile allestire un percorso in uno spazio ristretto che può consentire un capannone dove si svolge una gara indoor, e appunto per questo il percorso è stato affidato davvero dei grossi esperti, perché noi vediamo in campo come direttore di campo c'è il Giorgio Masiero, che è uno dei direttori di campo più qualificati, ma anche i suoi assistenti sono tutti personaggi di altissima professionalità, come Carlo Frattini, che ha parlato poco fa e che è anche presidente dell'Associazione Italiana Istruttori di Equitazione. Poi abbiamo Uliano Vezzani, che recentemente è stato nominato direttore di campo e riconosciuto dalla Federazione Equestre Internazionale, e il colonnello Perrone, che è già comandante di Savoia Cavalleria, attualmente della scuola di cavalleria di Cesano, dove si sono svolti gli ultimi campionati italiani. Quindi davvero dei professionisti per una gara di professionisti. L'unico che non si possa considerare forse professionista è Stefano Carli, il quale è noto, svolge uno dei pochissimi ultimi dilettanti rimasti. Sì, infatti l'equitazione si è molto evoluta negli ultimi anni, e queste gare sono praticamente accessibili più che altro a delle persone che svolgono questa attività davvero come mestiere. In effetti l'agonismo si è molto esasperato e le difficoltà sono sempre tali che per poter mantenere uno standard di performance in questo tipo di prove ci vuole un costante allenamento e un costante lavoro. Bisogna farlo di mestiere, insomma, bisogna farlo di mestiere. E intanto ecco Duccio Bartalucci che deve adesso affrontare il percorso su Sugar Candy, cioè sul cavallo di Luca Palmizzi. L'ordine di ingresso dei cavalli si mantiene costante nei vari percorsi, invece cambia l'ordine di ingresso dei cavalieri, che devono adeguarsi nel tentativo di essere possibilmente i più lontani dal percorso successivo. Qualche fatica in più, Stefano Carli, questo cambio di cavalli? Sì, una fatica, ma anche stimolante, divertente, quindi credo che non la sentiremo tanto. Quanto contano per un cavaliere le nozioni che di quel determinato cavallo ha preso incontrandosi nei precedenti percorsi? Ma io non ritengo molto, io ritengo che quello che si sente il primo salto deve dettare la condotta della gara, per cui anche se il cavaliere lo montava in un certo modo, scoppiazzare gli altri è sempre un po' difficile, quindi penso meglio interpretarli secondo le proprie sensibilità. Quindi è fondamentale che si stabilisca un rapporto immediato col cavallo? Almeno è auspicabile, se no sono guai. Esiste un margine anche lontano, ma anche piccolo, di pericolo? Beh, secondo me il pericolo c'è anche montando il proprio in qualsiasi competizione, è uno sport tutto sommato che ha i suoi rischi. Vengono quantomeno raddoppiati in una gara in cui si improvvisa il cavallo. Una formula, dicevamo, che è un po' mutuata dal campionato del mondo. Sì, diciamo che è presa dalla formula della finale di campionato del mondo, dove i cavalieri, lo ripetiamo per chi si è messo in ascolto adesso, non avesse sentito prima, i 4 cavalieri finalisti, come in questa gara, si scambiano l'un l'altro i cavalli, quindi in pratica devono effettuare 4 percorsi, ognuno col proprio e con i 3 cavalli degli altri concorrenti. È interessante notare come questa formula consenta, nel cambiare il cavallo, di cambiare anche la sella, cioè il cavaliere può mettere la propria sella sulla groppa del cavallo
dell'altro cavaliere. Non si può tuttavia cambiare l'imboccatura perché è un fatto troppo tecnico e personalizzato sul cavallo. C'è stato un errore all'ingresso della gabbia per Sugar Candy e Bartalucci. L'imboccatura forse è un elemento troppo delicato, troppo influente, no? Certo, infatti la sella è per una questione di comodità, oltre che forse ancora prima per una questione di assetto, ma l'imboccatura non sarebbe giusto cambiarla, insomma, perché il cavallo è abituato a percepire i comandi della mano su un organo così sensibile come la bocca proprio tramite l'imboccatura che porta. E Bartalucci chiude con 4 penalità il suo secondo percorso nel tempo di 47,01. Dicevamo allora Stefano Carli su Loro Piana Lagan Bridge. Intanto un'altra collega, Maddalena Camera, si è avvicinata alla nostra postazione. Qualche impressione su questa tutto sommato strana gara? Beh, è sempre una gara comunque molto, molto bella, appunto perché è strana, è un po' nuova, un po' diversa da quelle che si vedono normalmente. Poi soprattutto qua si può vedere il cavaliere, quello che il cavaliere riesce a improvvisare così da un cavallo, montandolo 5 minuti, che è il tempo massimo consentito. Cioè, secondo te la necessità di cambiarsi i cavalli tutto sommato diminuisce la famosa percentuale di importanza che ha il cavallo e il cavaliere ai fini del risultato? Questi cavalieri non hanno, diciamo, più questo problema perché sono sicuramente tra i migliori italiani, però indubbiamente è una cosa molto bella, insomma, dà l'idea di quanto riesca a fare un cavaliere, perché deve immediatamente capire, conoscere, intuire il cavallo che ha a disposizione in questi pochi momenti, e poi il percorso non è diciamo bassissimo, ecco, è sempre 1,40 m, quindi è già un bel percorso. Dicevo prima della equitazione arrivata in ritardo tutto sommato nel mondo delle sponsorizzazioni, sentiamo anche cosa ne pensano i nostri colleghi. Ma in effetti rispetto ad altri sport questo nell'equitazione è avvenuto scusa, è venuto abbastanza in ritardo, forse anche un po' per colpa di tutti noi addetti al mondo del cavallo, che per forse troppi anni siamo rimasti un po' chiusi su certe formule diciamo tradizionali. Però a questo punto, dato che lo sport per un'esigenza anche di spettacolo richiede, diciamo così, dei grossi investimenti, non è più possibile oggi come oggi affidarsi al singolo proprietario o al singolo cavaliere. È necessario che entrino diciamo questi gruppi o industrie, aziende, insomma, comunque che legano il proprio nome a uno sport, chiaramente a scopi promozionali per sé, ma che riescono a promuovere anche, quindi è più univoca la cosa, a promuovere lo sport in televisione e quindi presso un pubblico più ampio. In particolare questo sponsor è chiaro che ha eseguito un'operazione d'immagine per cui associa il nome di un proprio prodotto a quello di Cavalieri e di uno sport comunque piuttosto d'élite, ed è chiara qual è la strategia dello sponsor in questo caso. Ci sono altri esempi sia in Italia che all'estero, anzi all'estero questo discorso è molto più avanti e noi ci stiamo adeguando evidentemente all'Europa, no? pensando al 92. E intanto stiamo osservando il percorso di Carli, che sta andando con grande sicurezza con Lagan Bridge, forse anche con un pizzico di avventurismo, ma Carli è noto per la grinta con cui monta a cavallo. Siamo all'ultimo ostacolo ed è un percorso netto, è il primo percorso netto di un cavaliere sul cavallo di un altro dall'inizio del secondo giro. Adesso si cambia tutto di nuovo, altri 4 percorsi, si comincia con Roberto Arioldi che monta Sugar Candy. Come dicevo, l'ordine dei cavalli rimane lo stesso per consentire ad ogni cavallo di avere il massimo tempo possibile fra un percorso e l'altro, mentre l'ordine dei cavalieri si adegua alle necessità. Roberto Arioldi è un nome che non ha
assolutamente bisogno di commenti, di precisazioni. È uno dei grandi della nostra equitazione. Dicevo prima che ha avuto qualche problema nelle prime 2 giornate a Cesano durante i campionati italiani, anche perché si era presentato con un cavallo che aveva a disposizione da pochissimo tempo, Manor Riff, ma poi nell'ultima giornata invece con 2 percorsi bellissimi era riuscito a rimontare di diverse posizioni. Bene sul primo, mi sembra piuttosto sereno. La gabbia, un verticale d'ingresso, un largo d'uscita, forse un pizzico di accelerazione in più all'inizio. C'è un errore anche questa volta nel percorso di Arioldi. Siamo all'ultimo ostacolo e sono 4 le penalità di questo primo giro del secondo percorso. Roberto Arioldi su Sugar Candy, 4 penalità in 47 e 94. Qui dietro c'è Michel Robert, l'abbiamo presentato in apertura, ci aiutano magari nel tradurre qualche domanda. Un'impressione su questa fiera cavalli intanto? Je pense que c'est un des plus beaux salons que j'ai jamais vu. C'est ce qui prouve que l'équitation en Italie est en pleine expansion et c'est un magnifique salon et le concours, je l'espère, sera international l'année prochaine. Ecco, ci traduce Paola della Casa. Allora, ha detto che è una delle fiere più belle che abbia mai visto, è sicuramente una grande esperienza per lui essere qui e spera che nei prossimi anni possa diventare un concorso internazionale questa Winners Cup Renault. E questa idea dello scambio di cavalli fra cavalieri? L'idée del changement de chevaux comme dans les championnats mondiaux. C'est la même chose que au championnat du monde et c'est une très bonne idée et je pense que ça permet de donner le cavalier, au résultat le meilleur cavalier de la partecipazione. Allora è esattamente appunto come nei campionati del mondo, crede che sia una buona chance per ogni cavaliere per mostrare tutta la propria bravura montando appunto dei cavalli che non sono propri, quindi assai più difficili del normale. È una formula che andrebbe estesa anche ad altre gare secondo lei? C'est une formule che devait être utilisée aussi dans d'autres concours. Non, je pense que c'est une formule qui est un peu exceptionnelle et qui peut être faite en finale, en fin d'année ou pour le championnat du monde, mais elle ne peut pas être répétitive car pour les chevaux c'est un petit peu dur. Ha detto che non pensa che sia un tipo di gara che possa essere ripetuta in modo sovente perché è una gara che porta i cavalli si stancano molto facilmente, quindi o solo in caso di campionati del mondo o a chiusura di grosse gare a fine anno, a fine stagione. Grazie Robert, grazie a Paola della Casa. Intanto seguiamo il percorso di Stefano Galli su Lorenzo che ha avuto un errore in uscita dalla gabbia. La gabbia, ogni combinazione sempre è una difficoltà in più. Lorenzo mi pare che sta dimostrando il suo carattere tutto sommato. Sì, ha molta personalità e siccome è anche molto potente, il mix di queste 2 componenti può creare qualche problema, ma forse qualche problema psicologico forse più che reale. Forse questo fatto di entrare in campo pensando di avere il cavallo più difficile potrebbe anche essere forse una difficoltà in più. Ma sai, i cavalieri di questo livello fanno molte gare, si incontrano spesso e conoscono i difetti dei propri colleghi o i pregi e quindi anche dei cavalli, quindi se c'è questa nomea effettivamente vuol dire che il cavallo qualche cosa di vero ci sarà insomma. Intanto Carli ha chiuso con 4 penalità questo suo terzo percorso su Lorenzo. Luca Palmizzi in campo su Loro Capiana Lagan Bridge. Io vorrei anche notare il pubblico
Il pubblico di Verona, contrariamente a quasi tutti i concorsi ippici cui siamo abituati in Italia, è un pubblico pagante, eppure vedete, spero che possiate vedere quando il cavallo si avvicina alle tribune, la quantità di gente che si è affollata per vedere questa finale della Winners Cup. È uscito bene dalla gabbia Palmizzi, bene anche sul verticale successivo. Abbiamo poi un largo rustico ancora senza errori, partito un po' grande sul verticale di tavole ma è riuscito a compensare. Ultimo ostacolo ed è un percorso netto. Indubbiamente la Cambridge e Maradona mi pare si stanno dimostrando forse come i cavalli più tranquilli. Sì, in questo caso però abbiamo potuto, secondo me e anche secondo credo i miei colleghi, la bravura di Palmizzi, che è conosciuto da tutti come uno dei cavalieri, diciamo, giovani più classici nel loro modo di montare, più puliti, più bravi. È un ragazzo che merita molto, è stato allievo di Raimondo Dinzeo e si vede in queste occasioni quanto sia d'effetto una monta pulita ma nello stesso tempo tecnicamente valida. Caterina Vagnozzi, un parere su questo percorso di Palmizzi? Concordo pienamente con quanto ha detto Manili. La Cambridge sembra un cavallo molto agli ordini, molto ben addestrato, ma altrettanto Luca dimostra di avere grossissima classe e di essere molto bravo. Ed eccoci al percorso di Duccio Bartalucci su Maradona. C'è un errore all'ingresso della gabbia, forse è entrato in campo con un pizzico di grinta di troppo, un po' affrettato. Adesso infatti vedete che sta rallentando, c'è purtroppo un secondo e un terzo errore. Siamo a quota 12 penalità, 12 penalità per Duccio Bartalucci su Maradona in 44 e 86. Evidentemente un feeling, questa è una parola che ormai abbiamo usato molto, ma forse è la più adatta a descrivere quello che si crea tra cavallo e cavaliere, un feeling che non ha funzionato. Nel campo di gara Stefano Carli su Sugar Candy, avete sentito la seconda campana. Eccolo al primo ostacolo. Bene anche sul secondo, poi abbiamo un largo di barriere leggermente incrociate, il verticale d'ingresso alla gabbia, il largo d'uscita con un errore, è il primo errore se non sbaglio per Stefano Carli in questa, anche un secondo errore in questa gara di oggi e un terzo errore, un quarto errore. Potrebbe darsi anche che ci sia un po' di stanchezza da parte dei cavalli. Beh, indubbiamente, insomma, come facilmente intuibile, cioè fisicamente e psicologicamente un cavallo è sottoposto a un grosso stress in una gara di questo tipo e quindi può contare moltissimo, diciamo, ai fini del risultato. Bisogna vedere, può essere più sfortunato chi lo monta per ultimo quel dato cavallo. 20 penalità in 46 e 43 per Stefano Carli su Sugar Candy. Gianluca Palmizzi su Lorenzo, il cavallo di Duccio Bartalucci, a questo punto un po' l'enfant terrible di questa manifestazione, anche se magari non molto enfant. Palmizzi, l'abbiamo già detto, è del 63, ha 26 anni, quindi è a tutti gli effetti un giovane cavaliere, anche se in realtà è un cavaliere che già ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto. Avete visto un posteriore allungarsi nel primo salto,
la gabbia, verticale l'ingresso, c'è un errore, purtroppo il primo errore di Palmizzi su questo campo. Il largo rustico è ancora a 4 penalità, verticale di barriere e tavole buono. Diciamo che si potevano iscrivere a questa gara tutti i campioni italiani seniores e più i migliori 15 cavalieri classificati sulla base di dei risultati ottenuti nei gran premi più importanti della stagione 88 all'aperto. Il campione italiano in carica è attualmente Filippo Moyerson. Arioldi nella gara finale del campionato a Cesano si è comportato molto bene, ma nelle 3 giornate precedenti invece aveva avuto dei problemi. Io vedo qui accanto Palmizzi, si è avvicinato Luca Palmizzi. Un commento su questo percorso e su questa manifestazione? Beh, io trovo che sia molto bella. Ma il tracciato è un tracciato difficile o un tracciato relativamente semplice? No, non è molto difficile, ma è È bello questo scambio? palio che è buona la posta in palio. E anche Arioldi ha finito con 0 penalità agli ostacoli e 49 il tempo. Molto bella questa manifestazione. Duccio Bartolucci, qui accanto anche lui, che ne pensi? Ma è molto bella, penso, sia per il pubblico perché è una formula spettacolare e sia per gli addetti ai lavori che conoscono pregi e difetti di ogni singolo cavallo, e quindi credo che si divertiranno moltissimo a vedere come ce la caveremo nei giri successivi con i cavalli degli altri. Condizioni del terreno? Buono, un concorso riuscitissimo. I cavalieri appena usciti dal campo, il colonnello Perrone ha richiamato Bartolucci a rimontare a cavallo perché hanno pochissimi secondi per trovare il necessario feeling con la nuova cavalcatura e nello stesso tempo prepararsi per il secondo percorso. Stefano Carli con il suo Maradona secondo, è il suo secondo cavallo, il primo resta ancora l'affezionatissimo Karajan. Mi sembra piuttosto veloce Paolo, vero? Sì, lui è un cavaliere sempre molto grintoso, cioè entra in campo per vincere, non entra mai per partecipare e basta. Ma volevo far notare, non so se si vede poi nelle telecamere di telespettatori, riescono a notare che c'è una striscia che suddivide in 2 zone diverse il campo ostacoli, e questo è per consentire ai cavalieri che si devono scambiare i cavalli di provarli brevemente prima di effettuare il percorso. Tra parentesi, non è facile, dico, ideare un tracciato e un percorso. Scusami Paolo, diciamo che anche Carli ha finito con 0 penalità e un tempo di 43 molto basso quindi rispetto agli altri. Molto bene, sì, infatti stavo dicendo appunto non è facile allestire un percorso in uno spazio ristretto che può consentire un capannone dove si svolge una gara indoor, e appunto per questo il percorso è stato affidato davvero dei grossi esperti, perché noi vediamo in campo come direttore di campo c'è il Giorgio Masiero, che è uno dei direttori di campo più qualificati, ma anche i suoi assistenti sono tutti personaggi di altissima professionalità, come Carlo Frattini, che ha parlato poco fa e che è anche presidente dell'Associazione Italiana Istruttori di Equitazione. Poi abbiamo Uliano Vezzani, che recentemente è stato nominato direttore di campo e riconosciuto dalla Federazione Equestre Internazionale, e il colonnello Perrone, che è già comandante di Savoia Cavalleria, attualmente della scuola di cavalleria di Cesano, dove si sono svolti gli ultimi campionati italiani, quindi davvero dei professionisti per una gara di professionisti. L'unico che non si possa considerare forse professionista è Stefano Carli, il quale è noto, svolge uno dei pochissimi ultimi dilettanti rimasti.
Sì, infatti l'equitazione si è molto evoluta negli ultimi anni e queste gare sono praticamente accessibili più che altro a delle persone che svolgono questa attività davvero come mestiere. In effetti l'agonismo si è molto esasperato e le difficoltà sono sempre tali che per poter mantenere uno standard di performance in questo tipo di prove ci vuole un costante allenamento e un costante lavoro. Bisogna farlo di mestiere, insomma, bisogna farlo di mestiere. E intanto ecco Duccio Bartalucci che deve adesso affrontare il percorso su Sugar Candy, cioè sul cavallo di Luca Palmizzi. L'ordine di ingresso dei cavalli si mantiene costante nei vari percorsi, invece cambia l'ordine di ingresso dei cavalieri che devono adeguarsi nel tentativo di essere possibilmente più lontani dal percorso successivo. Qualche fatica in più, Stefano Carli, questo cambio di cavalli? Sì, una fatica ma anche stimolante, divertente, quindi credo che non la sentiremo tanto. Quanto contano per un cavaliere le nozioni che di quel determinato cavallo ha preso incontrandosi nei precedenti percorsi? Ma io non ritengo molto, io ritengo che quello che si sente il primo salto deve dettare la condotta della gara, per cui anche se il cavaliere lo montava in un certo modo, scoppiazzare gli altri è sempre un po' difficile, quindi penso meglio interpretarli secondo le proprie sensibilità. Quindi è fondamentale che si stabilisca un rapporto immediato col cavallo? Almeno è auspicabile, se no sono guai. Esiste un margine anche lontano, ma anche piccolo, di pericolo? Beh, secondo me il pericolo c'è anche montando il proprio in qualsiasi competizione, è uno sport tutto sommato che ha i suoi rischi. Vengono quantomeno raddoppiati in una gara in cui si improvvisa il cavallo. Una formula, dicevamo, che è un po' mutuata dal campionato del mondo. Sì, diciamo che è presa dalla formula della finale di campionato del mondo, dove i cavalieri, lo ripetiamo per chi si è messo in ascolto adesso, non avesse sentito prima, i 4 cavalieri finalisti, come in questa gara, si scambiano l'un l'altro i cavalli, quindi in pratica devono effettuare 4 percorsi, ognuno col proprio e con i 3 cavalli degli altri concorrenti. È interessante notare come questa formula consenta, nel cambiare il cavallo, di cambiare anche la sella, cioè il cavaliere può mettere la propria sella sulla groppa del cavallo dell'altro cavaliere, non si può tuttavia cambiare l'imboccatura perché è un fatto troppo tecnico e personalizzato sul cavallo. C'è stato un errore all'ingresso della gabbia per Sugar Candy e Bartalucci. L'imboccatura forse è un elemento troppo delicato, troppo influente, no? Certo, infatti la sella è per una questione di comodità, oltre che forse ancora prima per una questione di assetto, ma l'imboccatura non sarebbe giusto cambiarla, insomma, perché il cavallo è abituato a percepire i comandi della mano su un organo così sensibile come la bocca proprio tramite l'imboccatura che porta. E Bartalucci chiude con 4 penalità il suo secondo percorso nel tempo di 47,01. Dicevamo allora Stefano Carli su Loro Piana da Cambridge. Intanto un'altra collega, Maddalena Camera, si è avvicinata alla nostra postazione. Qualche impressione su questa tutto sommato strana gara? Beh, è sempre una gara comunque molto, molto bella, appunto perché è strana, è un po' nuova, un po' diversa da quelle che si vedono normalmente. Poi soprattutto qua si può vedere il cavaliere, quello che il cavaliere riesce a improvvisare così da un cavallo, montandolo 5 minuti, che è il tempo massimo consentito. Cioè, secondo te la necessità di cambiarsi i cavalli tutto sommato diminuisce la famosa percentuale di importanza che ha il cavallo e il cavaliere ai fini del risultato? Questi cavalieri non hanno, diciamo, più questo problema perché sono sicuramente tra i migliori italiani, però indubbiamente è una cosa molto bella, insomma, dà l'idea di quanto riesca a fare un cavaliere, perché deve immediatamente capire, conoscere, intuire il cavallo che ha a disposizione in questi pochi momenti, e poi il percorso non è diciamo bassissimo, ecco, è sempre 1,40 m, quindi è già un bel percorso.
Dicevo prima dell'equitazione arrivata in ritardo tutto sommato nel mondo delle sponsorizzazioni, sentiamo anche cosa ne pensano i nostri colleghi. Ma in effetti rispetto ad altri sport questo nell'equitazione è avvenuto, scusa, è venuto abbastanza in ritardo, forse anche un po' per colpa di tutti noi addetti al mondo del cavallo, che per forse in troppi anni siamo rimasti un po' chiusi su certe formule diciamo tradizionali. Però a questo punto, dato che lo sport per un'esigenza anche di spettacolo richiede, diciamo così, dei grossi investimenti, non è più possibile oggi come oggi affidarsi al singolo proprietario o al singolo cavaliere. È necessario che entrino diciamo questi gruppi o industrie, aziende, insomma comunque che legano il proprio nome a uno sport, chiaramente a scopi promozionali per sé, ma che riescono a promuovere anche, quindi è bionivoca la cosa, a promuovere lo sport in televisione e quindi presso un pubblico più ampio. In particolare questo sponsor è chiaro che ha eseguito un'operazione d'immagine per cui associa il nome di un proprio prodotto a quello di cavalieri e di uno sport comunque piuttosto d'élite, ed è chiara qual è la strategia dello sponsor in questo caso. Ci sono altri esempi sia in Italia che all'estero, anzi all'estero questo discorso è molto più avanti e noi ci stiamo adeguando evidentemente all'Europa, no? pensando al 92. E intanto stiamo osservando il percorso di Carli, che sta andando con grande sicurezza con la Cambridge, forse anche con un pizzico di avventurismo, ma Carli è noto per la grinta con cui monta a cavallo. Siamo all'ultimo ostacolo ed è un percorso netto, è il primo percorso netto di un cavaliere sul cavallo di un altro dall'inizio del secondo giro. Adesso si cambia tutto di nuovo. Altri 4 percorsi, si comincia con Roberto Arioldi che monta Sugar Candy. Come dicevo, l'ordine dei cavalli rimane lo stesso per consentire ad ogni cavallo di avere il massimo tempo possibile fra un percorso e l'altro, mentre l'ordine dei cavalieri si adegua alle necessità. Roberto Arioldi è un nome che non ha assolutamente bisogno di commenti, di precisazioni, è uno dei grandi della nostra equitazione. Dicevo prima che ha avuto qualche problema nelle prime 2 giornate a Cesano durante i campionati italiani, anche perché si era presentato con un cavallo che aveva a disposizione da pochissimo tempo, Manon Riff, ma poi nell'ultima giornata invece con 2 percorsi bellissimi era riuscito a rimontare di diverse posizioni. Bene sul primo, mi sembra piuttosto sereno. La gabbia, un verticale d'ingresso, un largo d'uscita, forse un pizzico di accelerazione in più all'inizio. C'è un errore anche questa volta nel percorso di Arioldi. Siamo all'ultimo ostacolo e sono 4 le penalità di questo primo giro del secondo percorso. Roberto Arioldi su Sugar Candy, 4 penalità in 47 e 94. Qui dietro c'è Michel Robert, l'abbiamo presentato in apertura, ci aiutano magari nel tradurre qualche domanda. Un'impressione su questa fiera cavalli intanto? Je pense que c'est un des plus beaux salons que j'ai jamais vu. C'est ce qui prouve que l'équitation en Italie est en pleine expansion et c'est un magnifique salon et le concours, je l'espère, sera international l'année prochaine. Ecco, ci traduce Paola della Casa.
Allora, ha detto che è una delle fiere più belle che abbia mai visto, è sicuramente una grande esperienza per lui essere qui e spera che nei prossimi anni possa diventare un concorso internazionale questa Winners Cup Renault. E questa idea dello scambio di cavalli fra cavalieri? L'idée del changement de chevaux comme dans les championnats mondiaux. C'est la même chose que le championnat du monde et c'est une très bonne idée et je pense que ça permet de donner le cavalier, au résultat le meilleur cavalier de la partecipazione. Allora è esattamente appunto come nei campionati del mondo, crede che sia una buona chance per ogni cavaliere per mostrare tutta la propria bravura montando appunto dei cavalli che non sono propri, quindi assai più difficili del normale. È una formula che andrebbe estesa anche ad altre gare, secondo lei? Pensez que c'est une formule que je devais être utilisée aussi dans d'autres concours. Non, je pense que c'est une formule qui est un peu exceptionnelle et qui peut être faite en finale, en fin d'année ou pour le championnat du monde, mais elle ne peut pas être répétitive car pour les chevaux c'est un petit peu dur. Ha detto che non pensa che sia un tipo di gara che possa essere ripetuta in modo sovente perché è una gara che porta i cavalli a si stancano molto facilmente, quindi o solo in caso di campionati del mondo o a chiusura di grosse gare a fine anno, a fine stagione. Grazie Robert, grazie a Paola Della Casa. Intanto seguiamo il percorso di Stefano Galli su Lorenzo che ha avuto un errore in uscita dalla gabbia. La gabbia, ogni combinazione sempre è una difficoltà in più. Lorenzo mi pare che sta dimostrando il suo carattere tutto sommato. Sì, ha molta personalità e siccome è anche molto potente, il mix di queste due componenti può creare qualche problema, ma forse qualche problema psicologico forse più che reale. Forse questo fatto di entrare in campo pensando di avere il cavallo più difficile potrebbe anche essere forse una difficoltà in più. Ma sai, i cavalieri di questo livello fanno molte gare, si incontrano spesso e conoscono i difetti dei propri colleghi o i pregi e quindi anche dei cavalli, quindi se c'è questa nomea effettivamente vuol dire che il cavallo... Qualche cosa di vero ci sarà, insomma. Intanto Carli ha chiuso con 4 penalità questo suo terzo percorso su Lorenzo. Luca Palmizzi in campo su Loro Copiana Lagambridge. Io vorrei anche notare il pubblico di Verona, contrariamente a quasi tutti i concorsi ippici cui siamo abituati in Italia, è un pubblico pagante, eppure vedete, spero che possiate vedere quando il cavallo si avvicina alle tribune, la quantità di gente che si è affollata per vedere questa finale della Winners Cup. È uscito bene dalla gabbia Palmizzi, bene anche sul verticale successivo. Abbiamo poi un largo rustico ancora senza errori, partito un po' grande sul verticale di tavole ma è riuscito a compensare. Ultimo ostacolo ed è un percorso netto. Indubbiamente Lagambridge e Maradona mi pare si stanno dimostrando forse come i cavalli più tranquilli. Sì, in questo caso però abbiamo potuto, secondo me e anche secondo credo i miei colleghi, la bravura di Palmizzi, che è conosciuto da tutti come uno dei cavalieri, diciamo, giovani più classici nel loro modo di montare, più puliti, più bravi. È un ragazzo che merita molto, è stato allievo di Raimondo Dinzeo e si vede in queste occasioni quanto sia d'effetto una monta pulita ma nello stesso tempo tecnicamente valida. Caterina Magnozzi, un parere su questo percorso di Palmizzi. Concordo pienamente con quanto ha detto Manili. Lagambridge sembra un cavallo molto agli ordini, molto ben addestrato, ma altrettanto Luca dimostra di avere grossissima classe e di essere molto bravo. Ed eccoci al percorso di Duccio Bartalucci su Maradona. C'è un errore all'ingresso della gabbia, forse è entrato in campo con un pizzico di grinta di troppo, un po' affrettato. Adesso infatti vedete che sta
Rallentando c'è purtroppo un secondo e un terzo errore, siamo a quota 12 penalità, 12 penalità per Duccio Bartalucci su Maradona in 44 e 86. Evidentemente un feeling, questa è una parola che ormai abbiamo usato molto, ma forse è la più adatta a descrivere quello che si crea tra cavallo e cavaliere, un feeling che non ha funzionato. Nel campo di gara Stefano Carli su Sugar Candy, avete sentito la seconda campana. Eccolo al primo ostacolo. Bene anche sul secondo, poi abbiamo un largo di barriere leggermente incrociate, il verticale d'ingresso alla gabbia, il largo d'uscita con un errore, è il primo errore se non sbaglio per Stefano Carli in questa, anche un secondo errore in questa gara di oggi e un terzo errore, un quarto errore. Potrebbe darsi anche che ci sia un po' di stanchezza da parte dei cavalli. Beh, indubbiamente, insomma, come è facilmente intuibile, cioè fisicamente e psicologicamente un cavallo è sottoposto a un grosso stress in una gara di questo tipo e quindi può contare moltissimo, diciamo, ai fini del risultato. Bisogna vedere, può essere più sfortunato chi lo monta per ultimo quel dato cavallo. 20 penalità in 46 e 43 per Stefano Carli su Sugar Candy. Gianluca Palmizzi su Lorenzo, il cavallo di Duccio Bartalucci, a questo punto un po' l'enfant terrible di questa manifestazione, anche se magari non molto enfant. Palmizzi, l'abbiamo già detto, è del 63, ha 26 anni, quindi è a tutti gli effetti un giovane cavaliere, anche se in realtà è un cavaliere che già ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto. Avete visto un posteriore allungarsi nel primo salto, la gabbia, verticale in ingresso, c'è un errore, purtroppo il primo errore di Palmizzi su questo campo. Il largo rustico è ancora a 4 penalità.